Si è completata oggi la squadra del governo al comune di Agrigento dopo che l'assessore Valeria Proto ha formalmente rassegnato le dimissioni per sopraggiunti impegni professionali. È entrato oggi a giurato Gioacchino Alfano, ex consigliere comunale e dirigente amministrativo dell'Istituto Comprensivo Anna Franchi di Agrigento, un politico molto vicino alle posizioni del deputato regionale Giusy Savarino, con un trascorso da coordinatore di Diventerà Bellissima. In una nota la Savarino afferma come in momento in cui Agrigento si prepara a diventare capitale della cultura 2025, Gioacchino Alfano è stato designato come persona giusta per dare una nuova linfa all'amministrazione comunale. A Valeria Proto, continua la Savarino, dopo l'ingresso dei due nuovi assessori Cantone e Piparo e dopo una rimodulazione delle deleghe è rimasta solo la pubblica istruzione. Molto chiaro che se fosse in uscita per via di avvicendamenti già stabiliti era entrata in giunta nel marzo del 22 insieme all'assessore Lisci per alimentare le quote rosa e si era occupata anche di politiche del centro storico. Con l'ingresso di Alfano la giunta comunale comincia ad avere una connotazione più politica, molti meno tecnici e più politici infatti che ci mettono la faccia. La componente dei Fratelli d'Italia, volendo fare un riepilogo, sale così da 1 a 3 assessori. Si conferma Ciulla, i nuovi Piparo e Gioacchino Alfano, per Forza Italia Carmelo Cantone, Aurelio Trupia, Marco Vulla e Giovanni Vaccaro nella quota lista che hanno contribuito all'elezione del sindaco Di Mauro. Rimangono due tecnici, Maria Patrizia Lisci, scelta dal sindaco per coordinare gli uffici, e Gerlando Principato che segue appunto l'ufficio tecnico. Sindaco, si completa la giunta con la nomina di Gioacchino Alfano al comune di Agrigento, in quota Diventerà Bellissima, ora Fratelli d'Italia. Sì, si completa la giunta perché giorni fa ci sono state le dimissioni dell'ingegnere Valeria Proto, quindi era rimasto questo posto vacante che mirabilmente sta occupando ora il neoassessore Gioacchino Alfano e avrà delle deleghe importantissime. Per me la più importante naturalmente è la pubblica istruzione, perché capite bene cosa vuol dire pubblica istruzione per un paese civile, quindi Gioacchino ha una sua grande esperienza come politico anche, ma come tecnico, perché da sempre ha fatto questo lavoro come segretario scolastico, lo ha fatto mirabilmente, fino anche a poco tempo fa abbiamo avuto dei contatti proprio per le problematiche inerenti a alcune scuole della nostra città, quindi penso che la scelta sia azzeccata. Ci saranno altri rimbalzi, sindaco? No, per ora non ho niente in previsione. Mancano le quote rosa però. E c'è Valeria Lisci che rappresenta no vabbè, sì, in effetti mandano le quote rosa, vuol dire che provvederemo strada facendo. Quindi ci sarà un nuovo rimbalzo? Non lo so. Sicuramente è una bella esperienza che mi carica anche di responsabilità nei confronti della città. Fare politica oggi significa proprio questo, metterci la faccia, essere convinti della strada da percorrere e cercare di percorrerla sempre a testa alta. E questo è l'impegno che io intendo assumere nei confronti della cittadinanza. Per la delega? Per le deleghe dobbiamo ancora definire qualche punto, sicuramente pubblica istruzione e rapporto con le ASP. Diciamo che gioco nella mia comfort zone avendo una lunga esperienza nel mondo della scuola. E prometto il mio impegno nei confronti di tutte le scuole e cerchiamo di portare a casa anche risultati importanti. Un incarico che arriva in un momento importante per la città designata Agrigento Capitale della Cultura 2025, lei darà ovviamente un valido supporto. Sì, sicuramente tutti coloro che fanno parte della squadra di governo dovranno dare un contributo importante. Sento dire da molti bisogna rimboccarsi le maniche. La politica sicuramente per prima deve rimboccarsi le maniche e dare possibilità alla città di raggiungere questo traguardo pronta e preparata. Sicuramente è una grande opportunità e da una grande opportunità deriva anche una grande responsabilità, quindi dobbiamo farci trovare pronti e fare sì che questo 2025 possa essere un anno di svolta per la nostra città. Lei metterà a frutto la sua esperienza anche di operatore scolastico verso gli istituti della città che sappiamo insomma versano in situazioni non ottimali? Abbiamo la fortuna che le strutture palesano delle grandi difficoltà, però sono fatte da persone che sono sempre disponibili a mettersi in gioco e vivono la scuola come una missione. Quindi ritengo che i problemi vadano affrontati e si debba cercare in maniera comune e concorde di trovare le soluzioni.